anche noi qua a scuola, noi sappiamo parlare italiano, sì, lo sappiamo parlare anche bene, però veniamo un po' esclusi. La frase semplice e diretta arriva da una studentessa delle medie di Mestre, figlia di genitori bengalesi, frequenta la scuola da anni e parla l'italiano senza difficoltà, eppure racconta di sentirsi guardata sempre come la straniera. Non ci accettano, non veniamo sempre accettati. Quindi non è che sia colpa nostra. Così, dopo il caso scoperchiato da alcuni genitori della primaria Battisti di via Cappuccina, sempre a Mestre, dove con 61 bambini di origine straniera, di cui 11 con cittadinanza italiana e complessivamente con 5 diverse nazionalità rappresentate e un solo bimbo italiano, in città il timore è che la lingua italiana rischi di diventare una lingua minoritaria. Questione che sta generando tensioni, malumori e contrapposizioni. Una classe solo di bambini con background migratorio che non parlano italiano è un problema e ovviamente non è integrazione questa. In mezzo alla bufera si trova ora la dirigente scolastica Michela Manente del comprensivo Caio Giulio Cesare, di cui fa parte la primaria Battisti in questione. A sostenerla il dirigente scolastico regionale Marco Bussetti invita a non trasformare i bambini in bersagli di polemiche. Così anche questo studente italiano: con i miei compagni sto bene, tra noi ci aiutiamo, racconta. Io mi faccio amico con loro, poi non è che sono simpatici e tutto, vabbè, però dico, è un po' troppo fare che tipo i genitori devono spostare i loro figli perché sono italiani e spostare via dai bengalesi, cioè io non la penso così. Dello stesso avviso anche l'assessore alle politiche educative Laura Besio difende il lavoro degli insegnanti e il valore inclusivo della scuola pubblica. Cercherei di capire che valore vogliamo dare alla parola straniero, perché chiaramente ci sono state delle uscite e anche il Consiglio di Istituto credo che sia stato poco, sensibile anche nella comunicazione.